Radio Padania Libera. Chiama il numero 02 66 23 44 22. Va ora in onda Lingue e Dialetti. Amiche e amici, ben ritrovati. Questa è Lingue e Dialetti, trasmissione antagonista dello sradicamento e della globalizzazione culturale. Trasmissione bisettimanale condotta da Giovanni Polli, che vi saluta non soltanto in lingua franca, ma anche dicendovi buondì da Giovanni Polli, come sempre accade quando decido che ci debbano essere almeno due lingue ufficiali, quindi quella di comunicazione e poi quella che dovrebbe essere la lingua propria di tutti i locutori, che possono anche non averla, una lingua propria, e qui è uno dei temi sui quali vorrei ritornare, ma possono anche averla in quanto comunque abitano, vivono, sono residenti in un territorio che una lingua propria ce l'ha. Ecco, è uno dei temi cruciali sui quali non si è mai discusso abbastanza, su cui non ci si è mai fermato abbastanza a riflettere, tanto è vero che anche in questo mio appuntamento, qui dai microfoni di Radio Padania, capita molto spesso, quasi sempre, di sentire telefonate vostre di persone che si pongono il problema: ma io sono di madre tarantina, di padre veneto e vivo in Lombardia, qual è la mia lingua? Ecco, allora, è un tema molto dibattuto, molto intrigante e anche molto di attualità nel momento in cui ci si pone il compito di spiegare a tutte le persone di ogni latitudine e longitudine che è il caso di riscoprire la propria identità e l'identità del territorio in cui si vive. E naturalmente non sono soltanto dei suggerimenti, delle riflessioni che si fanno in seguito al buonsenso, che mi auguro, insomma, il mio di metterlo a vostra disposizione, il vostro sicuramente lo fate ogni volta che ci chiamate, ma credo che siano anche delle riflessioni che debbano essere coordinate con una legislazione in materie che, ai noi, come si dice in linguaggio tecnico-giuridico, con il latinorum del linguaggio tecnico-giuridico, non è de iure condito, cioè di diritto già stabilito, ma è de iure condendo, cioè sono delle norme che devono essere assolutamente fatte. Allora, le norme di legge che trattano nella materia delle lingue, non dico e dei dialetti, io mi soffermo alle lingue perché i dialetti come terminologia è una terminologia che non può essere utilizzata in quanto nessuna norma, a meno che non sia una norma strettamente locale, come una norma regionale, come una norma provinciale, se sopravviveranno le norme provinciali, cosa di cui dubito, o norma comunale, ecco, non si utilizza la parola dialetto, ma si utilizza la parola lingua regionale o minoritaria. Questo avviene nella legislazione che per il momento non è una legislazione, ma è un trattato, quindi non ha forza di legge se non in quanto recepito dagli Stati. Il trattato internazionale, e voi saprete ormai a memoria e alla nausea, si chiama Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie ed è stata licenziata, il testo è stato licenziato ed è stato posto alla firma degli Stati dal Consiglio d'Europa nell'ormai archeologico 1992. 7 anni ci sono voluti da quel 92 a quel 99 perché l'Italia, dopo 20 anni di dibattito parlamentare vano, vuoto, vacuo, si dotasse di una legge che era stata proprio immaginata, studiata e varata al fine di fare in modo che l'Italia firmasse, lo Stato italiano firmasse e poi ratificasse la Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie. Ecco, quando si dice un quadro giuridico, un quadro di norme che sono in vigore, ovviamente norme assolutamente contestabili, lacunose, discriminatorie, e questo lo denunciamo dal 99, eravamo già in onda, pensate un po', ecco, nel 97 abbiamo iniziato con Lingue e Dialetti, per cui è una storia che anche voi che magari avete la pazienza, la perseveranza, la costanza di aver ascoltato questa trasmissione in tutti questi anni, è una storia che voi conoscete bene. Ecco, però, che cosa succede? Succede che queste norme non sono ancora in vigore, queste norme che dovrebbero essere stabilite dal trattato internazionale chiamato Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie, promosso dal Consiglio d'Europa, che non è l'Unione Europea, ricordiamolo sempre, è un'altra Europa, è l'Europa dei diritti, non quella dei banchieri, è l'Europa dei 47, 48 e non l'Europa degli eurocrati e di quelli che appunto anche senza l'euro sono in una
organizzazione chiamata Unione Europea. Parliamo di un'altra cosa. Quindi queste norme non sono ancora in vigore perché? Perché lo Stato italiano, e quindi abbiamo fatto fino al 99 20 anni di dibattito, e ce n'è stato veramente anche di più, perché in realtà il dibattito è iniziato all'inizio degli anni 70, per cui poi concludersi quasi 30 anni di dibattito parlamentare per arrivare a partorire il Topolino, questa enorme montagna cartacea, voluminosissima, di proposte, controproposte, relazioni, controrelazioni, tesi, antitesi, con nessuna sintesi, perché poi l'unica tesi che è passata è stata sempre quella di avere soltanto friulano e sardo tra le lingue regionali riconosciute, oltre a quelle delle piccole minoranze. Insomma, tutto questo per arrivare al 99 e 2000, anno 2000, firma da parte dello Stato italiano di questa Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie, per poi arrivare al 2014, quindi sono passati altri 14 anni, in cui questa ratifica della firma non c'è ancora stata, per cui l'Italia, lo Stato italiano, si trova ancora tra i pochi stati europei, tra i pochissimi, c'è anche la Francia, che però la Francia è messa di fatto molto meglio nel rispetto e nella tutela delle proprie lingue regionali. Ecco, comunque tutto questo per dire che siamo nel 2014 e lo Stato italiano è ancora lì, non ha alcuna norma di fatto che traduce in realtà quella che dovrebbe essere il quadro giuridico internazionale di una lingua regionale o minoritaria. Ecco, tutta questa bella premessa, mi auguro che mi abbiate seguito. Io ho cercato di essere abbastanza chiaro. Naturalmente le telefonate sono aperte, se qualcosa vi è sfuggito, qualcosa non avete capito, qualcosa non vi è chiaro, volete magari puntualizzare un po', se ovviamente il discorso vi interessa, io mi auguro che vi interessi, perché se non vi interessa questo discorso è inutile che andiamo avanti nella trasmissione, è inutile che si parli del concorso della poesia o della canzoncina folcloristica, perché va benissimo, ma se non c'è un quadro giuridico che inquadra le peculiarità e le espressioni delle lingue e del territorio, non andremo, lo sapete, da nessunissima parte. Quindi 02 66 20 35 29. Poi si arriverà anche a parlare della territorialità, che era l'argomento con il quale ho iniziato questa chiacchierata. Pronto? Sì, pronto. Ciao Giovanni, sono Franco da Varese. Ciao Franco, ciao, bentornato. No, ogni tanto quando posso, più che volentieri sulla tua trasmissione, perché è veramente molto bella, molto interessante, molto identitaria, diciamo così. Niente, volevo dirti, ma a me va bene le leggi, ma se non si fa, ma noi potremmo già come movimento trasversale, diciamo così, utilizzare le nostre lingue e cercare di come si dice, di riappropriarcene, insomma, capito? Anche con la musica e tante altre cose, perché è un discorso identitario, se non si recupera la cultura, diciamo così, della lingua, non lo so dove andiamo a parare. Dai, ti saluto, grazie, ciao. Ciao Franco, hai detto una cosa fondamentale, sicuramente non nuova, come nemmeno nuova sarà la mia risposta, e non nuova neanche l'introduzione a questa trasmissione, a questa puntata. È logico che non è che dobbiamo aspettare le leggi per muoverci, no? Se no senza leggi non avremmo nemmeno iniziato né questa trasmissione, né, cosa molto più importante, da diversi decenni non avremmo mai iniziato un percorso di rivendicazione di tipo linguistica. E certo, non si aspettano le leggi, ma la rivendicazione deve portare alle leggi, perché senza un quadro normativo indispensabile per dare un senso del ritorno nella realtà della vita di tutti i giorni delle lingue del territorio, sì, possiamo ritrovarla noi, parlarla in casa, ci sta bene. Fare la resistenza linguistica, come tantissimi di voi fanno, andando in strada, nei negozi, parlando la lingua del territorio, ma è giusto, è sacrosanto, ma è indispensabile farlo questo lavoro, e se non, d'altra parte, se una lingua non si parla è inutile star lì nemmeno cercare di difenderla dal punto di vista normativo. Quindi è logico che Franco ha perfettamente ragione, non si deve aspettare le leggi, assolutamente no. Però è anche vero che se non c'è un quadro normativo preciso, e che nel nostro caso discende da un quadro giuridico che l'Europa dei diritti si vuole dare, senza questo quadro normativo potremo sempre noi andare in un ufficio pubblico,
veneto di Venezia, di Belluno, oppure lombardo di Milano, di Cernusco sul Naviglio, e dire mi parli lombarda e mi parlo veneto. Sì, ho capito, ma non c'è nessun obbligo da parte di chi ti riceve a ricevere le tue comunicazioni nelle lingue del territorio. E questo, ricordatevelo, non lo sto inventando io, non lo dicono quei razzisti, xenofobi e laidi della Lega Nord, ma lo dice la Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie. Negli uffici pubblici, laddove ci sia una legge, una lingua regionale o minoritaria, e gli uffici pubblici devono ascoltare il cittadino che parla nella lingua regionale o minoritaria. E questo è a prova di verifica, perché l'abbiamo già letta diverse volte, la Carta Europea anche a brani, ma se voi andate a prendervi il testo della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie, lo trovate su internet tranquillamente, anche tradotto in italiano. Fino a poco tempo fa c'erano solo le versioni ufficiali in francese e in inglese, adesso ci sono anche delle traduzioni che, pur non essendo ufficiali, però rendono comprensibile il testo a chiunque. Voi troverete tranquillamente che c'è il dovere dello Stato firmatario di utilizzare a tutti i livelli della vita pubblica e sociale la lingua del territorio. E guardate che se non si fa questo, e lo dicevamo nell'ultima puntata, se non si fa questo, se non si porta la lingua del territorio nelle scuole, nei mezzi del servizio pubblico radio-televisivo, la lingua rimarrà sempre quella per cui poi arrivano le traduzioni di Peppa Pig che fanno ridere. Ne ho vista un'altra che mi è stata gentilmente postata, no? Poi è chiaro che a me mi arrivano tutte queste cose qua. In piemontese non l'avevo mai sentita, avevo sentito la Pota Pig, Peppa Porca, tante ne avevo sentite. C'è anche questa Peppa Pig doppiata in lingua piemontese, con uno sforzo anche interpretativo di un certo livello, con tanta gente che ci ha creduto. Però le prime cose che si sentono dire poi un vacagè, allora insomma siamo di nuovo da capo. Forse non abbiamo capito che cambiare registro linguistico non vuol dire cambiare per forza anche il registro dalla normalità alla volgarità. Non è così. E più andiamo avanti con questi equivoci, più lontana sarà la battaglia nostra. Non ci arriviamo proprio a capire. Ed è una cosa molto triste, perché qui siamo veramente quelli che vuotano il mare con un secchiello bucato. Fare tanti discorsi di bilinguismo alla europea, perché poi il discorso è questo, e poi ci troviamo delle cose che insomma sì, fanno ridere, belle, divertenti, splendide. Ascoltiamone un pezzettino, dai, mandiamola, così almeno poi magari mi direte che ho torto, che ho capito male io, che va benissimo per i bambini, che è una cosa favolosa, non lo so. Io rimango un po' perplesso. Mi son Peppa Pig, che al sì ora col folle di me fra il George, che la sì ara con la porca di memore, e così ora col fagname del cuore. Sì, io oggi tutto bacone, mai visto il posto per il paese. Devi da sterne a ca, banda ciù, mandi a cagheva. Ma hai cantato di seccione, Paul! Ma per capire, mai per dire vita mia, no? Va a finire che ti campi in tel tumbin. Ma sta zitto, va, becca che sono non fuori. Triste. Ale, domano? Io poi con tu candela a te. Cosa? Mio sova, col gadan gugliacca un po' il ciove in tel tumbin. Oh, sempre soli. Ma sa che internet, adesso go con sa Roma. Da svinte, oh! Non sa perché sa ciò, non so. Sì, vo che cose dunque arriva fino in fondo. Farei che anciuma e ti uma su. Prova un po' a sta stupida andrita a sta cabana. Sì, hai poche cose lunghe. Su sì, va bene. Poi ha desmentiato che i qui l'hanno passato. Se manco su sia. Ruma, se panu su arriva fin là in fondo. Se ti riesce a piestecciare l'andrenta mangia in campo. Chi la lì ha fa torno? Stumbin lì all'incrocio da morte. Ma cosa servono lì in mezzo alla strada? Servo a far parlare i curiosi, no? Vabbè, fermiamoci qua. Se qualcuno l'ha ascoltata, innanzitutto un piemontese bello stretto, bello langarolo, quindi è in quella variante lì. E io sono sempre un po' perplesso su queste cose, un po' tanto perplesso. Poi, quando vedo che giustamente anche un'associazione piemontesista che fa del prestigio della lingua piemontese e anche dell'identità piemontese
sua ragione sociale, come Gioventù Piemontesa. Il primo commento è: i suma turnan il trivial, fe che parle italiano, al manca fe venen de maire mi sta, an fe venen fe de maire mi sta. Sì, abbiamo parlato della Peppa Pig in queste traduzioni, ma io sarei curioso di sentire la Peppa Pig in catalano o in basco, e sentire se oltre alla trasposizione linguistica c'è anche la trasposizione così di chiave comunicativa. Non lo so, io sinceramente so che vado controcorrente, perché tutti si aspettano da me che io sostenga queste cose. Non ce la faccio, perché secondo me è un discorso che deve essere affrontato in una maniera diversa. 02 66 20 35 29. Abbiamo parlato anche della Peppa Pig, così en passant stavamo parlando invece del quadro giuridico e della territorialità. Naturalmente non me ne dimentico, andrò avanti anche a parlare della territorialità e a congiungermi poi con l'inizio di questa trasmissione, però prima voglio sentire le vostre voci. Pronto? Pronto, Giovanni, sono la Carla. Carla, allora, sì. Cantonino. Ho ascoltato, non ho capito troppo. Perché... sì, perché il piemontese è bello stretto. Questo. Anche il bergamasco è un po'. Sì, però sì. Con l'aiuto di Gigi, un qualcosa più serio, capisci? Sì. Ad ogni modo, cioè la mia è una critica, no una critica, lo dici tanto per dire, ma se vorremmo mettiamo un po' di buona volontà, capisco molto. Però la volgarità mi piace no, né in lingua franca né in lingua naturale, perché dobbiamo imparare a parlarla, ma non per dire di parolacce o roba del genere, ma parlarla con la stessa dignità che parliamo la lingua franca. E quindi mi piace no quella roba lì, ecco. Allora, a proposito, sono fino a che punto, no, ma c'entra, perché c'entra sempre. Avevo ricordato una frase di Fabrizio De André che me lo sono segnato: perdere le proprie origini in musica, in letteratura, o fare finta di niente, fare finta di non averle mai avute per seguire le mode del mercato è come per un animale perdere il proprio istinto. Pensi che c'entra, perché qui la questione mercato, perché la Peppa Pig la fa animata un po' tutti i famiglie, perché anche il mio budino con sta Peppa Pig sale in la testa. Certo. Ad ogni modo va bene fino a un certo punto, ecco, se no siamo spiegati. È il solito discorso secondo me di non comprendere il perché bisogna fare le traduzioni nelle lingue del territorio. Bisogna farle perché fanno ridere e bisogna far ridere a tutti i costi, o bisogna farle perché dobbiamo insegnare ai bambini che la lingua del territorio è una cosa seria? Appunto, ecco, è la seconda versione che mi sta bene, la prima no sicuramente. Vabbè, Giovanni. Grazie. Insomma, Carla. siamo partiti a girare a turno, ma vabbè, dai e dai. Non lo so, io mi auguro che almeno sì. se una persona, non dico che si converte, perché io non devo convertire nessuno, né sono un guru e Dio ne scampi, o gli dei ne scampino, però se qualcuno magari si fa venire qualche dubbio, ecco, abbiamo già... Roma, no? Ecco, esatto, fatevi venire i dubbi. Per Roma. Bravissima Carla. Ciao. Sì, effettivamente il problema è proprio questo, anche se io devo dire una cosa, non sono un santo, le cose grasse e la goliardia mi appartengono, sono nel mio DNA personale, per cui non è che io mi scandalizzi o cose di questo genere, ecco, non sono assolutamente, non fatemi passare adesso per il bacchettone, tutt'altro. Però quello che io dico è che ogni cosa ha suo tempo e ha suo luogo. Allora, se nella lingua del territorio si fa solo roba goliardica, automaticamente viene fuori l'equazione lingua del territorio uguale goliardia, mentre lingua del territorio uguale tutto come lingua di Stato, e quindi stiamo attenti a non inciampare, perché questa è una delle trappole più insidiose che ci troviamo sul nostro territorio. Quanti di voi in buona fede queste cose me le segnalano e dicono guardate che bello, ma guarda che bello, ma fa tanto ridere, abbiamo riso. Capisco la buona fede, ragioniamoci sopra, però io sono qui a farlo con voi. Pronto? Pronto, Emilia, ciao. Emilia, anche tu, bene. Io volevo dire che infatti io ho sempre, diciamo, proprio odiato, per non esagerare, qualche commedia che ho assistito anch'io, ma che però era sempre, abbiamo riso, insomma, al momento eravamo lì, abbiamo riso. Gnocchi che ghignoma, ecco, no? Ecco. Però io ti dirò che qualche anno fa ho tradotto, mi ha fatto tradurre in comasco una commedia che era tutta d'amore e proprio bellissima, ecco, diciamo. Pensa, è stato Carlo Gini di Milano, che passava le vacanze a Brienno, sì. E allora attraverso la Elsa, ti ricordi la Elsa che adesso purtroppo non c'è più? No? Ecco,
me l'aveva fatta tradurre perché lui ha voluto recitarla in comasco. Infatti adesso a distanza di tempo mi è arrivato ancora in mano e poi lui mi aveva regalato per ringraziarmi tutto il suo librone pieno di poesie e tutto. Ma lui scriveva la maggior parte in italiano, però ha voluto a tutti i costi a fare amor paterno, mi fa sì, no? Carlo Gini. La puoi leggere? Ce l'hai lì? Sì, ce l'ho. Vai. No, ma è una commedia, non posso mica leggere. Un pezzettino, ma no, un pezzettino. Dai. Un pezzettino, cos'è che posso dirti? Intanto si pari le ammossara su, prima pazza, sento un piano, notturni 1, 2, 3 di Chopin. Saverto si pari, la Teresa le si tada giù vicino al cammino e le tremenda. Dopo un quei minuti senti cala, Teresa la va a ver. Buonasera Teresa, buonasera Giulia. Va dentro le che tempascia il più e adesso qui non c'è un punto, diciamo, però è una commedia d'amore, anche un po' tragica, c'è delle cose commoventi, ecco, ma non ha fatto proprio niente di stupido, ecco, certo. Per dire. Ma poi, Emilia, il problema è questo, ma ben vengano anche le commedie grasse, per carità, però il problema è che non ci devono essere solo quelle, perché altrimenti si arriva subito a fare questa equazione che è quella che più ci danneggia, forse. E poi vedi che anche noi a Como il dialetto ne fa per tanti anni in di scuole, adesso che ho ripermesso, mica permesso il suo non so se lo fanno ancora adesso, ma attraverso la famiglia Comasca qui sono anni e anni che hanno fatto il dialetto. E basterebbe poco, perché ogni istituto scolastico ha un 20% di ore a disposizione per i progetti Sì, se lo facevano mi pare una volta alla settimana. Ma basta poco, basta la volontà. In molti istituti questo, ci piacerebbe che fossero molti, in alcuni istituti questo viene fatto. Certo, insomma. poi hai visto che anche in comune avevano fatto anche un matrimonio, non dialetto, come che no? lì era una cosa seria. Come no, l'abbiamo trasmesso qua un pezzettino. Sì, e anche, ecco. Te la farò vedere se vieni questa commedia. Assolutamente sì, Emilia. Va bene. La tiro alla lunga, ma ci sono, non scappo. No, io aspetto sempre. Ciao, ciao Emilia. Ancora una telefonata, pronto? Sì, sono Ermanna. Ciao Ermanna, bentornata. Allora, di finiscoli. E mi una poesia bandita da una maestra del mio paese, no? Che diceva, i mesi in passei, li rivesogni, le vacanze, tornavano liberi finalmente, come il vento, sono liberi come il vento, e allora giocavo tutto il giorno, specialmente in campagna, andavo a pes, andavo a nidi, avevo il cavariolo in mezzo all'erba profumata, era una festa, gli scoli erano finiti. Proprio come oggi, oggi finiscono le scuole. Magari, infatti l'ho letta apposta. Sì, magari però non si fanno quelle cose lì purtroppo in noi, no? No, penso proprio di no. Purtroppo no. Forse i nidi, almeno gli uccellini stanno tranquilli, ma i bambini crescono un po' più rincretiniti magari. Ma veramente rincretiniti dai computer, dalle mamme un po' cretine. Insomma, ogni epoca ha il suo problema. Il suo problema. Non che i tempi si fosse tutti santi, anche in quel caso, però no, guarda, forse non ci guardavano neanche, ti dirò, le madri, avevano altri problemi, avevano il problema di portare a tavola qualcosa per mangiare, però si è cresciuti lo stesso? In una corte dove bastava uno che guardasse 4 bambini di 4 famiglie, e questo era quello che io ho vissuto, che purtroppo, ma dico, mi manca. Sì, mi manca perché c'era più umanità, più solidarietà. Quando i tempi sono duri la solidarietà si sente di più. È vero. Non dobbiamo augurarci che tornino i tempi duri per avere solidarietà, però dobbiamo prenderne atto. Pronto? Sì, ci sei, Ermanna. Allora, voglio solo dire, perché parlo spesso di risaie, perché quando sono nata avevo dei problemi di pertossi, il medico ha detto devi per forza portarla a cambiare aria, ero la quarta di 7 e mia madre mi ha portato in risaia per farmi cambiare l'aria. Insomma. Ecco, da Reggio Emilia mi ha portato a Vercelli. Questo è il cambiamento d'aria. Non era precisamente aria di mare, comunque. No, era aria di zanzare. Aria di zanzare. Però sono risanata, mi ha detto mia madre, mi ha fatto bene. Ha funzionato, va bene. Ha funzionato. Non dovevo crepare quel momento lì. Assolutamente. Grazie, Ermanna. Ciao a tutti. Ciao, un abbraccio. Allora, tempi duri. Allora, in questo momento poi non mi dimentico che concluderemo il discorso sulla territorialità. Tempi duri, piccole 2 parentesi, una brevissima, giusto per dare un seguito all'iniziativa che come Popoli e Libertà, non come Lingue e Dialetti, io ho già avviato 2
da 2 puntate, questa sarebbe la terza. Attenzione, state attenti a quello che sta accadendo nel Donbass, queste regioni che hanno dichiarato l'indipendenza dall'Ucraina perché non vogliono sottostare al regime della NATO, della UE e degli USA, ma vogliono, visto che sono etnicamente russe, vogliono avere a che fare con la Russia piuttosto che con gli Stati Uniti. Ma soprattutto vogliono avere a che fare con la libertà, e invece questa mattina la notizia, noi stiamo seguendo, io sto cercando di seguire un po' in tempo reale tramite i siti di controinformazione o i siti dichiaratamente di propaganda indipendentista, così dico che so benissimo che quello che mi arriva da quel fronte è propaganda, tanto quanto è propaganda quello che arriva dall'altro. Però c'è sempre un piccolo problema. Questa mattina pare che stiano arrivando i carri armati di Kiev, per cui la popolazione che ha già subito perdite civili e militari di un certo genere penso che inizierà a soffrire ancora di più. Save Donbass people, salvate il popolo del Donbass. Tanti bei cartelli come questo che io sto mostrando adesso in favore di telecamera. Non cambiamo sicuramente le sorti del mondo, però dimostriamo al mondo che non vogliamo assolutamente essere soggetti al pensiero unico e a questo strapotere dei potentati finanziari che insomma ancora una volta sta facendo il bello del buono a spese proprio dell'integrità fisica delle persone. Gente normalissima, Ecco, stiamo parlando di Europa, ricordiamocelo. Allora, detto questo, sempre di divagazione e di qualcosa che ha a che fare con la guerra e con, anche in questo caso, con i guerrieri, ma decisamente di molti secoli fa, in tema di rievocazione, così parliamo di cultura che è strettamente legata all'identità, anche se non alla lingua. Io voglio parlare perché sono in collegamento con Alessandro Marelli, che è il responsabile della Confraternita del Leone. Ciao Alessandro. Ciao Joane, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Ben arrivato, bentornato, perché tu tempo fa eri già stato ospite qui a Lingue e Dialetti e sei qui perché c'è un'iniziativa molto importante della Confraternita che tu volevi giustamente promuovere e segnalare. A te il microfono. E ti ringrazio di questa opportunità. Iniziamo questa sera con Anno Domini 1238, Federico II e l'assedio di Brescia. Avrà luogo appunto questa sera, domani tutta la giornata fino a domenica sera con l'evento clou che sarà appunto domenica alle ore 17:30 la rievocazione storica dell'assedio di Federico II, il nipote del terribile Barbarossa. Sì. Parliamo del XIII secolo, della seconda Lega Lombarda che combatteva per mantenere le autonomie comunali e di Federico II che lottava per portare avanti quel sogno egemonico che caratterizzò l'epoca del nonno Barbarossa sostanzialmente. Certo, e quindi voi quindi voi questo lo fate al Castello di Brescia, no? Quindi se leggo qui la brochure che mi ha inviato. Esattamente. È una 3 giorni medievale. Esattamente, una 3 giorni medievale che avrà luogo presso il Castello di Brescia, che si trova sul Colle Cidneo, proprio nel centro della città. Avrà numerose iniziative, numerosi momenti di approfondimento, di ricerca e ovviamente la possibilità di interagire e visitare accampamenti, antichi mestieri, toccare manufatti e provare anche attività che erano peculiari dell'epoca, con un programma che è ricchissimo. Se vuoi ne diamo lettura, Giovanni. Sì, anche spieghiamo un po' quello che succede, certo. Allora, iniziamo, come abbiamo detto, questa sera, venerdì 6 giugno, alle ore 20 con l'apertura dell'evento. Ci sarà anche un mercatino storico artigianale. Alle 20 sempre avremo Osservazione del cielo, una serata astronomica a cura dell'Unione Astrofili Bresciani, con partecipazione gratuita e libera. E alle 21:30 ci sarà una fiaccolata in arme dei militi che presidiano il castello e uno spettacolo dello sputafuoco. Poi passiamo a sabato con l'apertura alle ore 10 degli accampamenti storici con servizi didattici, visita ai campi, spiegazioni da parte degli archeologi costruttori e parallelamente la visita alle torri del castello, la torre dei prigionieri, la torre dei francesi, la coltrina e i magazzini dell'olio. Questa visita verrà realizzata dall'Associazione Speleologica Bresciana
Sì. Poi passiamo al pomeriggio con la riapertura degli accampamenti, dimostrazioni di duelli tra cavalieri, antichi mestieri, e poi alle 15 ci sarà un torneo di scacchi medievale a cura dell'associazione Torre e Cavallo, per poi passare ancora al torneo di spada tra i campioni, e alle 21 spettacolo del fuoco e assalto notturno al castello. Questo sarà accompagnato dal suono dei baguette bresciani, che si presteranno a questo sabato sera carico di emozioni e di situazioni molto molto interessanti. Poi si passa a domenica 8 giugno con sempre alle ore 10 l'apertura degli accampamenti, ancora la visita alle torri da parte degli speleologi bresciani. Alle ore 14:30 astronomia in famiglia con l'apertura pomeridiana della specola citnea, osservazioni solari al telescopio, attività ludiche per i bambini. Alle ore 15 tiro con l'arco, alle ore 15:30 duelli liberi tra i cavalieri, e poi ecco ovviamente l'evento clou, quello su cui verte l'intera manifestazione, quello su cui noi raccomandiamo a tutti i nostri ascoltatori di non mancare, di non perderselo, che è la rievocazione storica dell'assedio del 1238, che vide Federico II con le sue truppe germaniche, gli alleati, addirittura si parla di 10.000 saraceni e della sua guardia personale assediare il castello, e i bresciani che questo assedio, non al castello, chiedo scusa, all'epoca fu la città e la sua cinta di mura ad essere assediata. Città fortificata, noi per comodità condensiamo tutto nel castello. E quindi alle ore 18 ancora 18:30 la possibilità di visitare i campi medievali, e poi alle 20 la chiusura della manifestazione. Ecco, diciamo che sono 3 giorni ricchissime e che vi impegneranno tantissimo, ma anche la preparazione non deve essere una cosa tanto leggera, no? Quindi insomma la Confraternita del Leone sta lavorando sodo per offrire al pubblico questo spettacolo. Assolutamente, è la 10ª edizione, e durante tutto l'anno ci si allena in palestra. Abbiamo 2 palestre in cui ci si esercita al combattimento d'arma bianca per poter fare delle rievocazioni che siano da un punto di vista filologico assolutamente veritiere, ma dal punto di vista della sicurezza, che possono garantire un'esecuzione che non metta a repentaglio l'incolumità delle persone che sono lì appunto a fare questo servizio didattico e questa bellissima iniziativa. Certo. Ecco, la Confraternita quando nasce? Soltanto per concludere anche un po' la presentazione degli autori, no? Visto che tu sei comunque sempre stato un po' il deus ex machina di questa organizzazione di cavalieri e di armigeri. Sì, la Confraternita del Leone nasce nel 1999 da un sogno comune, che è quello di portare anche nel nostro territorio quelle rievocazioni storiche che sono assolutamente presenti nel resto d'Europa e negli Stati Uniti d'America. Qua da noi, che siamo la patria della cultura e vantiamo un patrimonio storico archeologico incredibile, la cosa è ancora in uno stadio profondamente embrionale. Non così avanzata, no? Ecco, so che non è così avanzata in Germania, c'è veramente un'esplosione già di molti anni di queste iniziative, e qua siete un po' tra i pionieri, no? Visto che ci conosciamo dall'epoca, abbiamo collaborato col Capodanno Celtico, per cui sappiamo un po' come sono nate anche tutte queste iniziative qua, però diciamo che siamo ancora a livello di pionierismo quasi. Assolutamente, io faccio, giusto per chiarire come stanno le cose ai nostri ascoltatori, faccio un esempio pratico. In Inghilterra viene rievocata la battaglia di Hastings, certo, in cui nell'XI secolo sostanzialmente i Normanni, guidati da Guglielmo il Conquistatore, sconfissero gli anglosassoni di Re Aroldo. Questa importante rievocazione storica in Inghilterra vede la partecipazione di oltre 15.000 rievocatori storici e un pubblico di centinaia di migliaia di persone assolutamente interessate e affascinate. Questo per dire in altri paesi com'è vista la rievocazione storica rispetto a noi, dove veramente c'è ancora tanta strada da fare. E poi ci sono anche tante persone che magari fanno rievocazione, ma diciamo che filologicamente e storicamente lasciano un po' a desiderare. Voi invece curate molto l'aspetto proprio della filologia della storia, no? Perché volete fare vedere anche ai ragazzi e ai bambini qualche cosa di vicino alla realtà e non di fantasia, no? Giusto per essere chiari. Ma io penso che sia fondamentale distinguere tra chi fa archeologia sperimentale e rievocazione storica, come facciamo noi, con delle finalità didattiche e delle finalità appunto
di ricerca scientifica, e chi invece fa folklore. Il folklore è una cosa bellissima, non voglio assolutamente criticare, però è una cosa assolutamente diversa, quindi benvengano le manifestazioni di folklore in cui magari ci sono cortei con persone con l'abito sintetico, qualche figurante con le scarpe da ginnastica. La rievocazione storica è tutt'altra cosa. Quando io vado in giro con 34 kg di ferro addosso, in giornate calde come sarà quella di domenica, con previsti più di 30 gradi sotto il sole, e lo faccio per passione, per divulgazione storica, sicuramente starei più comodo con un abitino leggerino e vestito da paggetto, però stiamo facendo una cosa diversa e ci teniamo a che le persone vedano com'era la vita in quel periodo storico. Alessandro, che, tra l'altro... no, mi hai fatto venire in mente quando me la sono messa anch'io la cotta di maglia per poi andare sul palco a presentare il Capodanno celtico. Ecco, allora... me lo ricordo molto bene che cosa vuole dire. Allora sai di cosa stiamo parlando. Sì. E tra l'altro, a corollario di questa bella chiacchierata, di cui ti ringrazio Giovanni, aggiungerei una cosa sulla Confraternita del Leone, che non si occupa solo di XII e XIII secolo comunale, ma fa rievocazioni anche sul I secolo avanti Cristo, cioè l'epoca celtica, cenomane, eretica, in cui c'era il momento di pressione romana da parte dell'imperatore Augusto sulle nostre valli, sull'arco alpino. Poi stiamo lavorando sull'epoca longobarda, che quindi VI, VII, VIII secolo d.C., e poi inoltre stiamo lavorando anche sul XVII secolo dei bulli. Cosa sono questi bulli? Sono nient'altro che i bravi, i briganti delle nostre valli che all'epoca della Serenissima imperversavano. Vengono ricordati bene, qualcosa di simile diciamo da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Certo. È un'epoca molto bella e interessante e cerchiamo di portarla alla luce, visto che se stiamo ad aspettare la didattica tradizionale hai voglia. Sì, infatti. Va bene Alessandro Marelli, Confraternita del Leone, appuntamento allora questa sera, Castello di Brescia alle ore 20 e... perché mi è sfuggito qui la... Stasera alle 20. Alle 20, perfetto. Allora, appuntamento questa sera, domani e dopo, questa rievocazione medievale, assedio di Brescia, e quindi che dire, buon lavoro, non fatevi male, ma fate tanto divertire le persone, ovviamente. Questo è l'augurio che vi posso dare. Sicuramente. Grazie ancora, allora. Ricordo www.confraternitaleone.com per chi volesse avere sotto mano il programma. Ringrazio te caro Giovanni, ringrazio tutti i nostri radioascoltatori e ci sentiamo presto. A prestissimo Alessandro Marelli, ciao, grazie e buon lavoro naturalmente. Ciao, grazie. Ciao. E noi dopo questa parentesi storico-identitaria e non linguistica, ma siamo sempre molto aperti alle divagazioni, e questa è una delle caratteristiche di una trasmissione libera come Lingue e Dialetti e naturalmente in onda su un'emittente libera come Radio Padania. Ritorniamo da dove eravamo partiti? Sì, sicuramente sì, perché vi devo la conclusione della territorialità. Non è una roba noiosa, perché poi ho voluto iniziare con il percorso giuridico. Lo concludiamo la trasmissione parlando del percorso giuridico, per dare poi la risposta alla domanda di partenza. Posso farlo anche fra 5 minuti, perché meglio le vostre voci della mia, sicuramente. Pronto? Ciao Giovanni, Bergamasco. Bergamasco, stai fermo, sei un collaboratore, passiamo all'altra telefonata, visto che diamo la precedenza ai non collaboratori, così non stanno troppo al telefono. Pronto? Pronto? Sì? Tocca a me? Sì, tocca a te. Sono Rosanna, ciao. Ciao Rosanna. Allora, io ho avuto una grande facilitazione nell'apprendere le lingue. Sì? Sapendo il dialetto, diciamo, della Lomellina. Certo. Novarese, del Tupo, insomma. Sì. Io credo che Massa, la linea gotica lì, Massa Senigallia, al di sopra, un po' tutti i dialetti del nord facilitano l'apprensione delle altre lingue europee. Ma allora ci sono i suoni, a parte l'area veneta, ma un altro discorso, ci sono sicuramente i suoni, sì. Ecco, quello vi aveva detto, però quello i suoni sì. E e U che sono propri delle lingue europee e non dell'italiano, no? Per cui è logico che chi nasca sentendo e usando i suoni io sapevo il dialetto. Esatto, perché sono propri delle lingue della Romania occidentale. È logico che comunque hanno una predisposizione sulle lingue dell'Europa. La mia nonna occidentale. Agostina scriveva anche spesso in dialetto,
Ma il punto è questo, io ho studiato Firenze, per caso io ho studiato a Firenze, ho fatto le elementari, le medie, le superiori, e avevo molta più facilità nell'apprensione delle lingue che non i toscani. Certo. Perché loro parlano il toscano, che è praticamente un po' l'italiano. Sì, questa è non ci sono i suoni. Questa è la mia esperienza. È vero, verissimo. È così, no? Quindi conviene sempre. Certo, Rosanna, ma anche per il motivo, per il motivo che noi abbiamo già visto, anche Repubblica ne ha parlato, che chi nasce bilingue ha molta più possibilità di imparare altre lingue dopo, no? Quindi insomma sono tanti motivi. Anche vero, giusto. Sono tanti motivi. Questo, sì. Grazie della testimonianza. Figurati. Ciao, alla prossima. Torniamo invece al nostro amico Bergamasco. Che cosa ci racconti? Giovanni, ti parlo col cuore in mano in questo momento qui. Sì. Quando io ho fatto, tra virgolette, non opposizione ma minoranza nel mio comune in rappresentanza della Lega Nord, i miei interventi erano tutti in lingua madre. Bravissimo. E passavo al segretario affinché le verbalizzasse poi in lingua italiana. Ho segnalato queste cose e te lo dico con amarezza. Alla segreteria provinciale, ti parlo nel 98 fino al 2002. Sì. Tutte queste cose le ho segnalate ed era la mia sezione per queste cose, per quanto facevamo in comune, gli interventi, le mozioni, le interrogazioni, la miglior sezione della Lombardia, non l'ho detto io, l'ha detto il segretario provinciale d'allora, che era tal Daniele Belotti, che lo è tuttora. Conosciamo molto bene. Lo è tuttora. Sì. Ebbene, te lo dico con amarezza, siamo stati commissariati senza ragione apparente di qualche cosa, è la natura umana di queste cose, ma non lo faccio in vena polemica, ti dico che soltanto qualcheduno che risponde a nome di Giovanni Malanchini di Spirano riesce a fare queste cose sui 50 e passa comuni della Bergamasca. È mai possibile, Giovanni? Mai possibile? Hai toccato un tema che è abbastanza spinoso, perché riguarda un po' il funzionamento della macchina del movimento della Lega Nord, che però giustamente va segnalato, però è una questione che va risolta a livello di sezioni provinciali e comunali. Assolutamente. Certo. Noi vorrei lasciarla lì nel dirti una mia poesia. Ecco, va bene, anche perché tu stai raccontando questa versione, io non faccio fatica a crederti, però è logico che non è questa la sede poi per risolvere il problema. Questo sa va san dire. Come parlavi di istituzioni, e noi nelle istituzioni c'eravamo. Assolutamente sì. Con questa formalità e questa forma di interrogazione di tutto, creavamo, oltretutto abbiamo dovuto spostare, tra virgolette, il Consiglio Comunale in una sala grandissima, perché la gente interveniva, non come adesso che ci sono 3 persone. Io mi limito a dire che molto spesso su questi temi, poi non so se ce ne sono altri, per carità, io parlo in generale, mi scontro anche con persone che dovrebbero avere un'apertura, però detto sinceramente gliene frega poco, no? Ecco, e non mi sto togliendo i sassolini nelle scarpe, perché chi mi conosce sa come la penso, io non ho certo paura di dire le cose come sono i sassolini, a tutti. Ho parlato con amarezza. Ecco, però dico attenzione, il mio invito che io rivolgo sempre, poi mi chiedono, ma perché nelle nostre feste non ci sono i gruppi che hanno cantato a Pontida? E io l'ho detto dal palco di Pontida, per cui dal palco di Pontida Sammy Varin e Giovanni Polli hanno detto: volete questi cantanti? Andate dai vostri segretari di sezione comunale, provinciale, circoscrizionale, eccetera, e chiedete che nelle feste della Lega Nord ci siano questi cantanti, punto. Però è una cosa dal basso che deve muoversi, evidentemente. Dove se non si muove l'alto, si muove il basso, l'importante è che ci si muova. Ti leggo questa, che è l'ultima che ho fatto. Profende libertà. L'aria che prefemo de mar la fa sbatti bandere, e l'eu con la sua spada per l'aria puntata. Le mar de bandere che om senza nom, della piazza di Dogi gli ha sgurliti coscienze. Forse che il raggio de sul limpia chi torse smorsade dal te che il brucia chi cur fermi e dormeggi. L'ura le pronta le riada, o le ule pronta a sbranà, o li brule serat, ma il popolo se desdat. Con nos capitane, e che metto tra parentesi Salvini, la esempio per tutti,
de dredi sospale s'ameuf la nation. Ma del bu! Ciao Giovanni. Ciao Bergamasco, un abbraccio. Il momento della militanza sacrosanta, perché va bene essere di tutti, ma ricordiamo che ci mancherebbe altro che chi ha una fede politica ben chiara e precisa non possa chiamare anche lingue e dialetti, ci mancherebbe altro, no? Ma porca miseria. Fatelo nella vostra lingua, però questa è un po' anche la risposta a Bergamasco, al nostro amico Gigi. La politica si fa nelle lingue del territorio, no? E ogni volta che qualcuno interviene in lingua del territorio, chissà come mai gli altri si scandalizzano sempre di più. Resistenza linguistica, ma mica dico soltanto da parte della Lega, ma nessuno vieta ai rappresentanti di politici di tutte le forze rappresentate nei vari organismi elettivi di utilizzare la lingua del territorio, anzi acquistano semplicemente benemerenze se lo fanno. C'è stato poi quest'anno per le amministrative e le europee un boom, e poi non ho dato conto di tutto perché sennò non finivamo più, ma un boom soprattutto al sud, devo dire, di spot elettorali delle lingue del territorio. Ma che bello, ma finalmente siamo anni che ci stiamo lavorando, vedo che inizia a passare un po' il discorso. Torniamo in conclusione, chiudiamo le telefonate perché la risposta sulla territorialità con la quale ho voluto iniziare questa trasmissione arriva. Allora, la domanda era molto semplice, il ragionamento che io ho voluto fare a voi e augurandomi che qualcosa vi rimanga di questo ragionamento, soprattutto alle persone che ancora chiedono ma qual è la mia lingua, ma se si porta, ma allora io che vengo da là perché devo parlare? Allora, il principio fondamentale nella battaglia e nella costruzione di una normativa di legge che serva per rispettare e soprattutto salvaguardare le identità linguistiche del territorio è la territorialità. Io sono piemontese, tutti lo sanno, vivo in Lombardia, è logico che la lingua ufficiale mia, insieme all'italiano, deve essere il lombardo. Se vivessi in Veneto sarebbe il veneto, se vivessi in Campania sarebbe il napoletano, Napoli sarebbe il napoletano, se vivessi in Sicilia assolutamente i miei figli dovrebbero andare a scuola imparando il siciliano. Punto. Stessa cosa per il siciliano che vive qui, per il magrebino che vive qui, per il messicano che vive qui, per lo statunitense che vive qui. Per tutti. È una legge che vale erga omnes nei confronti di tutte le persone che si trovano a risiedere sul territorio. Ovunque possano, da ovunque vengano, qualunque sia la loro origine, la lingua originale, la lingua, scusatemi, regionale o minoritaria co-ufficiale non è la sua di origine, la propria di origine, ma è quella del territorio in cui si vive. È il principio cosiddetto di territorialità, che non discende dal cielo né dalle mie fantasie malate, ma discende anche questo dalla Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie. Quindi quando qualcuno di voi si fa la domanda, però io sono, l'ho detto prima, no? Sono di padre napoletano, di madre toscana e vivo in Emilia, qual è la mia lingua? Allora la lingua di famiglia è quella che tu deciderai o i tuoi genitori avranno deciso di insegnarti o tu avrai deciso di utilizzare. Potrebbe essere quella di tutti e due i genitori o quella di nessuno, ai noi, ma sicuramente se tu vivi in Emilia dovrà essere l'emiliano. Ecco, mi sembra un discorso logico, perché il presupposto della salvaguardia delle lingue regionali o minoritarie che si desume dalla Carta Europea è un presupposto di lingue parlate storicamente in un territorio. Quindi non c'è molto da discutere, molto da pensare. Se poi a livello familiare uno vuole imparare la lingua del padre e della madre che è diversa da quella del territorio, va bene, la potrà anche trasmettere 4, 5, 10, 100 lingue, ma va benissimo. Se noi però parliamo di legge e di normativa, quindi parliamo di principi giuridici, questo è il principio giuridico che noi dobbiamo tenere molto in conto, e soprattutto quando noi poi ci spostiamo sul piano della lotta e della richiesta, della battaglia, della richiesta di affermazione dei diritti linguistici, noi dobbiamo ricordarci che questi diritti linguistici devono essere riconosciuti non ai singoli i singoli cittadini, alle singole persone che possono avere una storia personale molto complicata, lunga e ricca e densa di identità, ma all'identità del territorio. E io credo che su questo tema
ci sia ancora molto da fare, come su tutti gli altri, per una corretta informazione, perché corretta informazione al solito se ne vede molto poca. Detto questo, grazie per essere stati ancora una volta con me, con Lingue e Dialetti. Vi ricordo, seguite quello che succede in Ucraina non attraverso i media occidentali, perché vi raccontano l'esatto opposto, ma fatevi un'idea. Voi che potete navigare, navigate su internet e andate un po' a cercare la controinformazione. Controinformazione sempre. A risentirci da John Polli. Avete ascoltato Lingue e Dialetti,